Ecco, siamo a Villafranca Padovane, le protagoniste sono queste signorine qui alle mie spalle perché è il meeting regionale della razza bruna, si parla di loro, adesso le vedremo sfilare e soprattutto si parla di tutto l'indotto relativo al mercato di queste fanciulle che producono un formaggio di qualità. L'azienda è quella di Silvano Turatto, questo è il patron di casa, allora parliamo un pochino di questa azienda che ha saputo diversificarsi. Sì, l'azienda è un po' storica, ma comunque dagli anni '80 che alleva vacche di razza bruna e ha sempre fatto tanto il latte, ha sempre pensato di fare qualità. Logicamente già da 6-7 anni noi abbiamo pensato di diversificare la nostra vendita del latte perché i margini sono sempre più bassi logicamente. Abbiamo cominciato con i distributori di latte, ne abbiamo due, una a Sarmeola e una a Tencarola. E da 3 anni siamo partiti con un caseificio che avete visto, che è qua in azienda, e questo ci permette di lavorare i 2/3 del latte che produciamo. Lo trasformiamo in formaggi freschi, dalle mozzarelle all'asiago o similari, insomma, prodotti freschissimi, sempre qua di giornata. Oltretutto ne portiamo anche ai mercati. Facciamo un po' di mercati di campagna amica tutta la settimana, quindi la gente può incontrarci anche là. E anche d'estate facciamo anche il gelato, dato di allietare i nostri clienti che vengono a trovarci, dato che visitano l'azienda e hanno la possibilità di mangiarsi anche un buon gelato, logicamente col latte nostro, che è buono. E com'è nata questa idea di aprire appunto anche il caseificio e aprirsi ad altre strade? Perché logicamente noi abbiamo sempre allevato brune per la qualità del latte. È un latte molto alto a livello proteico e grassi che aiuta molto nella trasformazione. Quindi darlo in cooperativa, cioè lo conferiamo già in cooperativa, ma comunque i prezzi sono molto bassi, è pagato molto poco e i margini sono sempre meno. Logicamente trasformando noi abbiamo visto la resa e cosa può rendere, quindi logicamente abbiamo saltato un passaggio e logicamente c'è rimasto qualcosa di più a noi, insomma, ecco. Adesso ringraziamo il signor Turatto, parleremo proprio di questo anche con il direttore dell'Arav. Grazie. Parliamo un pochino di Made in Italy con lui. Beh, Made in Italy, stiamo attraversando in questo momento il settore lattiero-caseario, sta attraversando una crisi pesantissima e la difesa del settore sicuramente sta dentro l'identità del prodotto, la certificazione sul prodotto, quindi percorsi di qualità, perché di fronte a una crisi del genere, se ci distinguiamo, possiamo avere un futuro, altrimenti nel mercato mondiale sicuramente le nostre aziende non sono competitive nella qualità, nella grande produzione che stanno facendo di qualità, su quello sì, però a questo punto bisogna identificarci su tutto nel mercato. Parliamo un pochino del movimento Veneto, l'Arav gestisce e aiuta quante aziende? Noi facciamo un servizio istituzionale all'interno di circa 1450 aziende in Veneto e questo permette di dare un aiuto agli allevatori nella loro gestione della stalla, fornendo ogni 35 giorni dei controlli vacca per vacca e questo dà anche una garanzia per il prodotto finale. Ringraziamo il direttore Adriano Toffoli, adesso tra un po' parleremo anche di razza bovina con il direttore nazionale Santus. Grazie. Sì, la bruna è una razza, noi la chiamiamo ormai razza da formaggio, è una razza che produce un latte di altissima qualità, noi l'abbiamo selezionata in tanti anni per produrre latte adatto alla trasformazione in formaggi di altissimo livello e quindi oggi in questo meeting, come in tanti meeting che organizziamo in giro per l'Italia, possiamo vedere gli animali al top e sono veramente rappresentativi di cosa abbiamo fatto negli ultimi anni per la selezione. Sono animali molto resistenti, sani, docili e che producono appunto latte ideale per formaggi di altissima qualità. Ecco, quando si parla di trasformazione animali si pensa subito a interventi di tipo chimico, genetico, invece voi che cosa avete fatto in questi anni? In tutti questi anni, è bene dirlo, il nostro è stato un lavoro di selezione. Selezione vuol dire semplicemente scegliere. Quindi non abbiamo fatto altro che scegliere quello che Madre Natura ha messo a disposizione e abbiamo identificato gli animali che avessero le caratteristiche che noi preferivamo
e semplicemente abbiamo scelto questi animali per aumentare la riproduzione di questi animali nelle stalle. E questo poco alla volta, con un processo molto laborioso, molto lento ma anche molto costante, ha portato ai cambiamenti che possiamo vedere, quindi nulla di chimico, nulla di ingegneria genetica, niente, in modo molto naturale abbiamo semplicemente scelto. Parliamo di soldi, di mercato di soldi, questo quindi ha dei vantaggi economici per quanto riguarda l'allevatore. Sì, i vantaggi economici ci sono, allora, dal punto di vista di un animale più longevo è chiarissimo, i vantaggi sono indiscutibili. Dal punto di vista della qualità del latte, spesso purtroppo questa qualità non viene giustamente riconosciuta dall'industria di trasformazione. Qui siamo in una realtà in cui l'allevatore trasforma il suo latte e quindi tutti i vantaggi della qualità del latte vanno in tasca all'allevatore, quindi funziona perfettamente. Quando il latte viene venduto non sempre l'industria di trasformazione riconosce un giusto differenziale di qualità per gli animali di Bruna. Questo è uno degli argomenti su cui ci stiamo impegnando particolarmente, tant'è vero che non molto tempo fa, una decina di anni fa, abbiamo creato un consorzio che si chiama Consorzio di Sola Bruna, che raggruppa i caseifici che si impegnano a utilizzare solamente latte di Bruna per produrre i loro formaggi. L'idea è proprio questa, di marchiare i formaggi e dare un valore aggiunto a questi formaggi proprio perché provengono da un latte di altissima qualità. Ecco, quindi abbiamo sentito anche il direttore nazionale Santos, abbiamo parlato di razza bruna e delle varie problematiche. Qui da Villafranca è tutto, un saluto da Marzia Dal Piai, a presto.